Hanno un'età compresa tra i 20 e i 27 anni, 5 giovani che le Fiamme Gialle di Belluno hanno denunciato all'autorità giudiziaria per spaccio di stupefacenti. Fra loro c'è anche un 24enne di origini marocchine, marito di una 22enne di Belluno, sorpresa al passeggio con il suo neonato nel passeggino mentre cercava clienti a cui cedere dosi di droga. E questo è il risvolto più inquietante dell'indagine coordinata dalla Procura di Belluno, avviata alcuni mesi fa dalla Guardia di Finanza in seguito a un'attività di controllo economico del territorio svolta dalle pattuglie del 117. Ai finanzieri non è sfuggito uno strano via vai di ragazzi nell'abitazione di uno degli indagati, un 27enne bellunese, volto già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti. Dopo alcuni appostamenti, i militari della sezione mobile del nucleo di polizia tributaria hanno fermato un 20enne bellunese che si è allontanato a piedi dall'abitazione dell'indagato con addosso l'equivalente di 200 euro di marijuana. Per il giovane è scattata la segnalazione al prefetto per uso personale di stupefacenti. Le successive intercettazioni telefoniche hanno consentito ai militari del comando di Via Mezzaterra di ascoltare altri 2 bellunesi compagni di viaggio dell'indagato durante i frequenti viaggi di rifornimento a Castelfranco, pronti a trasformarsi essi stessi in spacciatori nei pressi di bar e pub di Belluno. Nella cittadina della Marca Trevigiana a rifornire i bellunesi era una coppia giovanissima di coniugi, un marocchino di 24 anni e una bellunese di 22 anni, madre di un bambino, che sovente raggiungevano il capoluogo bellunese per spacciare. Così è stato anche il giorno in cui la 22enne con il suo piccolo nel passeggino è arrivata in città in treno e ha passato la mattinata in centro alla ricerca di clienti a cui vendere la droga. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati circa 50 grammi di hashish, 25 grammi di marijuana, 337 semi di canapa indiana, 3 cilum, un bilancino di precisione, una macina con cernitore per infiorescenze e una serra da interni completa di lampada per la coltivazione della canapa indiana.